Anche davanti alla prefettura di Agrigento, sindacati e pensionati in presidio. Topi morti accanto a ricotta e carne, alimenti in pessimo stato di conservazione e senza tracciabilità, ritirati i prodotti in commercio. Dopo l'ordine degli avvocati di Palermo, anche la Camera Penale di Agrigento chiede un passo indietro del Ministro della Giustizia. Calcio, l'Acragas segna al 92esimo e mette KO la capolista. Basket, la Fortitudo batte il Tortone e vola in Coppa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Presidi fuori dalle prefetture per sostenere le istanze dei pensionati. Le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una manifestazione anche ad Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi qui protestate perché? Oggi siamo qui a rappresentare a Sua Eccellenza il Prefetto il grave disagio socio-economico che interessa milioni di pensionati. Soprattutto ci battiamo e chiederemo al Prefetto di farsi portavoce per istituire un fondo per la non autosufficienza, un problema che riguarda 3 milioni di cittadini in maniera diretta, e quando parliamo di cittadini non parliamo solo di anziani, perché la disabilità e i problemi ad essa legata raggruppa diverse fasce di età. E non dimentichiamo che in Italia l'assistenza ai non autosufficienti ricade tutto sulle spalle dei familiari. Sono infatti i caregiver, i cosiddetti caregiver, che sono circa 7 milioni di persone che accudiscono i propri familiari, e quindi così non montare, anche perché consideriamo che il peso economico ricade sulle famiglie, non c'è nessuna tutela assistenziale e previdenziale, soprattutto per le donne che rinunciano anche al posto di lavoro o cambiano la tipologia del proprio rapporto di lavoro da full time a part time, e quindi chiediamo, questa è una delle cose più importanti, e poi abbiamo tutta una piattaforma che presenteremo oggi a Sua Eccellenza il Prefetto. Il CGIL invece? Ma l'Italia è un paese vecchio, cioè nel senso che è uno dei paesi dove si vive di più. Questo comporta anche in tale situazione di non autosufficienza, e come diceva il collega prima, praticamente qui noi in Italia siamo senza una legge sulla non autosufficienza. Sarebbe utile adesso che il governo prendesse come riferimento la nostra piattaforma, che è una piattaforma nazionale. In questo momento in altre prefetture d'Italia si fanno i sit-in, c'è una delegazione permanente sotto il Parlamento, e non dimentichiamo che il giorno 16 di novembre abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma, appunto per sostenere, per sensibilizzare e sostenere questa legge sulla non autosufficienza, che, come diceva il collega prima, non è possibile che tutto gravi sulle famiglie, quindi bisogna che ci sia una legge organica che metterebbe tutti i cittadini delle regioni più ricche e quelle, diciamo, più povere sullo stesso piano, perché abbiamo situazioni di diritti per gli anziani come dire, diverse da regione a regione. Oggi noi siamo tutti assieme, FNP CISL, WILP pensionati, SPCGL, a manifestare, a fare un sit-in davanti alla prefettura, perché questa è una battaglia di civiltà. È una battaglia di civiltà perché la legge di bilancio, in maniera vergognosa, non ha previsto risorse in favore dei pensionati né provvedimenti volti a migliorare lo stato dei pensionati. Hanno previsto soltanto una mini rivalutazione di 0,40 centesimi, è semplicemente vergognoso, mentre sappiamo che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo il blocco delle rivalutazioni fatto da Monti. Noi abbiamo presentato degli emendamenti al Senato per migliorare la legge di bilancio volta a riconoscere una giusta perequazione, abbassare le tasse dei pensionati perché sono in maniera esosa più rispetto ai lavoratori dipendenti, e poi estendere alle pensioni più basse la 14ª mensilità. Stiamo raccogliendo in tutta Italia, l'obiettivo è di raccogliere 1 milione di firme per sostenere al Parlamento una legge sulla non autosufficienza. Caseificio dell'orrore a Raffadali, topi morti vicino ai formaggi, scatta il sequestro, i particolari nel servizio.
I carabinieri di Raffadali, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine Natura e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno dato il via ad un blitz in un ovile adibito anche a caseificio. Quando sono entrati nel piccolo fabbricato, in contrada Butermini, i militari si sono trovati davanti a uno scenario agghiacciante. Topi morti rinvenuti vicino a caciotte, ricotte e altri prodotti caseari realizzati senza alcuna autorizzazione, altri roditori che scorazzavano fra gli ovini macellati clandestinamente e abbandonati vicino ai formaggi pronti per la vendita. Insomma, un vero e proprio caseificio inesistente anche sulla carta. Tutti prodotti assolutamente non tracciabili, confezionati senza alcun presidio sanitario e in spregio anche alle più elementari regole sulla sicurezza degli alimenti. Ad ogni stanza perquisita veniva alla luce un'amara sorpresa. Nel locale di conservazione di mangimi per gli animali, i carabinieri hanno infatti trovato anche dei farmaci per uso veterinario detenuti abusivamente. Immediatamente i carabinieri hanno sequestrato più di 300 kg di alimenti in pessimo stato di conservazione, formaggi e carne principalmente, e hanno anche elevato sanzioni amministrative per ben 65.000 euro. Per il titolare del caseificio, un 59enne di Raffadali, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette per frode in commercio e contraffazione di sostanze alimentari. I carabinieri lo hanno accompagnato in carcere ad Agrigento, dove verrà sentito dai giudici per l'udienza di convalida. La Procura della Repubblica di Agrigento, nel frattempo informata sull'accaduto nella persona della dottoressa Gloria Andreoli, ha disposto l'immediato ritiro dei prodotti caseari venduti presso gli esercizi commerciali di Agrigento e della provincia, al fine di salvaguardare prima di ogni altra cosa la salute dei consumatori. I carabinieri si sono messi così sulle tracce del corriere addetto al trasporto dei prodotti presso alcuni negozi della provincia. Il risultato è stato l'ulteriore sequestro di 100 kg di formaggio, che sono state così sottratte alla vendita al pubblico. Sull'intero ovile è scattato il sequestro. Ad Agrigento, al liceo Leonardo, diretto da Patrizia Pilato, si inaugura il corso di epistemologia. Presente l'ex allievo, oggi docente universitario a Bergamo, Francesco Giudice. Vediamo. Il liceo scientifico Leonardo oggi presenta un nuovo corso, una nuova offerta. Di cosa si tratta, Presidente? Ma oggi inauguriamo il corso di epistemologia, che è una punta di diamante delle attività extracurriculari che il liceo ha programmato per il corrente anno scolastico in una prospettiva ovviamente pluriennale. Si tratta di un percorso che noi abbiamo incardinato nella mission dell'istituto, che è quella di promuovere la cultura scientifica, ma soprattutto con l'obiettivo di dare ai ragazzi gli strumenti per formare un pensiero critico, ma anche per maturare una certa consapevolezza in qualità di cittadini. È chiaro che un percorso di questo tipo, che diciamo fa riferimento all'epistemologia, è un percorso che dà ai ragazzi l'opportunità di aderire a dei fondamenti che anche Ocse Pisa sotto forma di science literacy individua quale abilità di interessarsi di questioni scientifiche, e quindi è stretto il rapporto tra la cultura scientifica e le ragioni umanistiche che stanno alla base della cultura scientifica, che nei ragazzi instillano curiosità, apertura mentale, ma anche e soprattutto spirito critico. Ecco, un confronto con degli esperti? Sì, oggi abbiamo l'onore di ospitare il professore Giudice, che è titolare del Dipartimento di Epistemologia dell'Università di Bergamo, ma soprattutto è un ex alunno del liceo Leonardo, che ritorna oggi tra i banchi, ma soprattutto ritorna per fare una vera e propria lezione di epistemologia ai nostri ragazzi e a quelli che frequentano, che sono stati selezionati per frequentare il corso, e anche ad altri ragazzi che nell'ambito delle ore curriculari studiano la storia della filosofia. Oggi il grande professore Franco Giudice ci onora della sua presenza per inaugurare il corso di epistemologia che teniamo da qualche settimana in il nostro liceo. Siamo onorati della sua presenza perché è uno dei più grandi studiosi di storia della scienza e pochi anni fa ha scoperto anche una preziosissima lettera di Galilei in originale a Londra.
Noi cerchiamo da parte nostra di creare, di fare del Liceo Leonardo un polo di studi scientifici e umanistici, un punto di incontro tra le due sensibilità, quella umanistica appunto e quella scientifica, che spesso in Italia sono settorializzate e tenute distanti, per cui il nostro impegno è quello di creare una didattica diversa, multidisciplinare, nuova, e l'epistemologia è, come posso dire, l'habitat naturale di questo nostro tentativo. Giornate di orientamento allo studio per gli alunni del liceo classico Empedocle che incontrano le università italiane. Arturo Cantella. Oggi un'offerta formativa aperta per alcuni giorni. Il liceo Empedocle accoglie diverse rappresentanti istituzionali di altre università italiane. Una iniziativa sicuramente singolare per come viene svolta e come viene articolata anche. Sì, siamo particolarmente felici in questa settimana di poter avviare il nostro progetto di orientamento formativo Open Week for Ateneum. Da tempo si desiderava concentrare le visite di tutte le facoltà universitarie, nonché degli ordini professionali e delle realtà imprenditoriali che possono orientare i nostri ragazzi sia alla scelta futura degli studi nella carriera universitaria, sia anche comprendere un po' le realtà e le dinamiche del mondo del lavoro, e quest'anno siamo appunto riusciti ad utilizzare quella che è la settimana che ormai da anni noi dedicavamo all'alternanza scuola-lavoro, che quest'anno invece ha proprio una denominazione diversa, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, proprio in questa particolare fase dell'anno scolastico in cui utilizzando la modalità di un'organizzazione flessibile dell'orario scolastico, tutti i docenti si ritrovano impegnati nella loro qualità anche di tutor didattici per orientare i ragazzi verso anche l'elaborazione di un personale progetto di vita. L'orientamento, sappiamo che l'orientamento non può che essere educazione alla capacità di saper compiere delle scelte, un percorso inscindibile con quello formativo, un percorso di istruzione e formazione non può non andare appunto di pari passo con un'idea dell'orientamento che a poco aiuta questi ragazzi a guardare in se stessi e a saper capire quali possano essere le loro inclinazioni, i loro desideri, i loro sogni. Non a caso abbiamo voluto proprio coinvolgerli anche nell'allestimento degli stand, in questa che è quasi una vera e propria festa, la fiera dell'orientamento, ricordando loro qua e là tante belle frasi del famoso discorso di Steve Jobs a proposito appunto dell'orientamento dei giovani, in cui l'invito è proprio quello ad abituarsi ad avere dei sogni, a saperli coltivare, e riteniamo che la scuola nel suo esercizio educativo debba proprio contribuire a questo. Oggi qui ad Agrigento con quali obiettivi e quali finalità? Noi siamo soprattutto onorati di essere in questa magnifica terra, in questo grande liceo. Noi siamo qui perché abbiamo tanti studenti che dalla Sicilia scelgono di studiare all'Università di Parma, sia per l'università sia per la città di Parma, che è a misura d'uomo e soprattutto a misura di studente. Stamattina parleremo dell'offerta formativa dell'Università di Parma. Poi presenteremo nello specifico 2 corsi di laurea, farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica, e concluderemo con il metodo di studio, la motivazione, cosa significa orientamento e cosa significa una scelta motivata, pensata e razionale. Da oggi e per altre 2 settimane è vietata al transito la strada provinciale 1A,
Contrada Pianogatta Fondacazzo per demolire un bunker della seconda guerra mondiale che sovrasta la strada e che, come accertato dai tecnici, è in condizioni di grave instabilità. Trattandosi di un bene di rilevanza storica, la Prefettura ha coinvolto la Sovrintendenza ai Beni Culturali, che ha prestato il consenso alla demolizione perché eventuali opere di consolidamento del bunker avrebbero determinato la chiusura della strada per almeno un anno, e la Protezione Civile ha invece ritenuto strategico tale collegamento stradale e quindi prevalente l'interesse pubblico alla sua pericolosità. Ad occuparsi della demolizione con procedure di somma urgenza è l'11° reparto infrastrutture dell'Esercito. Il traffico è deviato con apposita segnaletica su percorsi alternativi. Abitare insieme il Mediterraneo, questo è il titolo di un evento che si è svolto sabato scorso al Dioscuri di Agrigento. La Chiesa agrigentina punta i riflettori sul fenomeno dell'immigrazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Abitare insieme il Mediterraneo, un dibattito sicuramente di altissimo livello teologico che dà il via anche al nuovo anno accademico. Sì, penso sia stata una serata molto interessante, abbiamo ascoltato Padre René, è stata una relazione molto articolata, molto ben articolata, ha toccato diversi punti con un approccio assolutamente originale. Penso sia valsa la pena ascoltarlo. Io ringrazio TVA per la registrazione integrale, anche per la possibilità che avremo in seguito di ascoltare, eventualmente anche di creare un confronto in uno studio televisivo per poter affrontare un po' meglio questi argomenti. Ecco, il tema della fraternità, della fratellanza, l'accenno nel dire siamo tutti mediterranei, siamo tutti migranti, mi pare abbiamo ricevuto degli stimoli molto interessanti, almeno la mia personale impressione, quindi come dicevo poco fa in chiusura, spero che da qui parta una riflessione che interessi tutti e davvero possa costituire una base di partenza per una modalità diversa di vedere il fenomeno migratorio, ma in maniera più ampia di vedere il Mediterraneo. Ecco, sono qua, io insegno alla Gregoriana a Roma anche su temi come l'etica delle politiche per l'immigrazione. Mi appassiona questo tema, certamente sul tema delle migrazioni si dicono tante cose e la prospettiva mia è che bisogna vedere il fenomeno dal contesto del Mediterraneo, riconoscere la nostra mediterraneità. E questo forse ci dà la possibilità di non focalizzarci troppo sui problemi che abbiamo noi, che sono reali, no? Quindi riconoscere i problemi della gente, le difficoltà nell'accogliere, le difficoltà nell'essere accolti, ma anche di poter vedere questa realtà dentro un contesto molto più ampio. Non siamo solo noi che dobbiamo affrontare questo fenomeno e anche nel contesto storico. Certamente questo fenomeno c'è da secoli e qualche volta dimentichiamo che siamo stati anche noi emigrati, i nostri padri che hanno vissuto e lavorato con altri in tanti contesti del Mediterraneo. Sì, è stato un momento interessante perché l'argomento è anche interessante e l'argomento non è un fatto di cronaca, soltanto parlare di immigrazione, i giornali raccontano storie, danno numeri, ma qua c'è di mezzo un modo di vivere, un futuro da costruire, degli incontri da fare e quindi il migrante deve essere visto come qualcuno che viene a portarmi qualcosa per il mio futuro, tenendo conto che anch'io sono per lui qualcuno che ha qualcosa da dargli per costruire il futuro. L'associazione ambientalista Mariamico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, segnala e documenta in video e foto che a San Leone Spiaggia un chiosco è stato aggredito e parzialmente distrutto dal mare. Ogni tipo di rifiuti si è disperso tra la battigia e il mare. Claudio Lombardo aggiunge: il locale estivo qualche tempo fa era stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. I proprietari oggi non hanno alcun titolo per intervenire per evitare ulteriori disastri. Mariamico lancia un appello al demanio marittimo, alla Capitaneria e alla Procura di Agrigento al fine di intervenire responsabilmente ed urgentemente per impedire ulteriori danni all'ambiente e a migliorare il decoro delle spiagge.
La Camera Penale Grillo di Agrigento ha chiesto le immediate dimissioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ed ha sollecitato il Presidente della Repubblica e il Governo a garantire per il futuro il conferimento dell'incarico a persone che, scrive il Presidente Nicolò Grillo, con dignitosa padronanza delle regole fondamentali del diritto e mediante la leale comunicazione del proprio pensiero, assicurino al popolo italiano la tutela del diritto e della giustizia. Assai grave, scrive la Camera Penale Grillo di Agrigento, che le teorie del Ministro costituiscono la base della riforma dell'istituto della prescrizione, che a parere dei giuristi degli ultimi 2000 anni costituisce uno dei baluardi delle garanzie che la giustizia assicura al cittadino. Non appare quindi ammissibile gli vengono affidate le sorti della giustizia, avendo egli dimostrato all'Italia intera di non essere capace di rappresentare correttamente le regole elementari di diritto sostanziale e processuale nel suo intervento alla trasmissione televisiva Porta a Porta in onda l'11 dicembre scorso, quando ha affermato che nell'ipotesi in cui non si riesca a dimostrare il dolo nel corso di un giudizio, taluni reati assumono le connotazioni del fatto colposo, con la conseguente riduzione dei termini di prescrizione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. A Ioppolo Giancazio, in occasione di Santa Lucia, il paese si è animato con un mercatino, degustazioni di dolci fatti in casa, vino e laboratori per bambini. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un'iniziativa che è un anticipo delle festività natalizie, oggi il mercatino di Santa Lucia con tante belle iniziative. Eh sì, diciamo, è stato organizzato dall'associazione Beggiamè con cui il Comune ha voluto partecipare e patrocinare questa bellissima iniziativa per, diciamo, le feste di Natale. Questa è, diciamo, l'apertura di quelle che saranno le manifestazioni che ci saranno per Natale, quindi il Comune ha voluto, diciamo, oltretutto ripigliare alcune tradizioni, che è quella della cuccia e delle fegge di latte, che proprio stasera i ragazzi dell'associazione Beggiamè offriranno in questa serata. Iniziative anche musicali, che abbiamo visto la partecipazione anche di tanti ragazzi. Eh sì, c'è una partecipazione di tanti ragazzi anche stasera qua a voler allietare la serata e quindi anche cercare di valorizzare alcuni quartieri di Ioppolo. In questo caso, diciamo, questa la via Pastore, che è uno dei più belli posti di Ioppolo, anche se è un po' in fase di abbandono. Ecco, parliamo delle iniziative che farete per le feste? Per le feste ci sarà il solito, ormai consueto, concerto di Natale in chiesa il giorno 29 con la banda Bellini, e il 28 ci sarà pure un incontro con una serata anche di ballo e di stare insieme al Capannone a Ioppolo. Innanzitutto abbiamo spostato ad oggi perché il meteo, insomma, ha reso impossibile svolgerlo nel giorno previsto, che è il 13 dicembre, ma nonostante questo siamo riusciti oggi a dare vita a un momento di atmosfera romantica, appassionata, in un paese che si presta benissimo a eventi di questo tipo. Siamo molto contenti perché oltre ai bambini che hanno frequentato i nostri laboratori in questi mesi e che hanno realizzato questo bel mercatino, ha partecipato molto la cittadinanza, quindi le famiglie dei bambini, ma anche le persone che sono state coinvolte con la preparazione di dolci e che adesso attendono di mangiare insieme la cuccia che stiamo preparando e di assistere ai momenti musicali che abbiamo previsto. Abbiamo invitato anche alcuni produttori locali per dare modo a produzioni particolari, attente, accurate, di farsi conoscere e di provare a tirare fuori il meglio che nelle nostre piccole realtà esiste e ha bisogno di essere sostenuto da tutti. Ci sarà anche un momento di musica, no? Sì, al momento siamo allietati dalle dolci melodie del violino di Ugo Adamo, che ringraziamo per essere stato con noi da oggi pomeriggio, e tra un po' invece ci sarà lo spettacolo musicale di Piera Roleggio, che sarà accompagnata alla chitarra dal suo chitarrista, quindi attendiamo di dare spazio anche a questo momento musicale. Avete altre iniziative in cantiere, magari sotto il periodo festivo? Sicuramente in cantiere c'è tantissimo, sicuramente continueremo con i laboratori dei bambini perché dopo questa prima esperienza sono molto entusiasti e hanno voglia di fare tante altre cose, quindi sicuramente in primavera faremo delle iniziative ed estate sicuramente tante altre, quindi seguiteci sui nostri canali social perché ne vedrete delle belle.
Dopo il successo dello scorso anno si riaprono le porte del villaggio di Babbo Natale, giunto alla seconda edizione, un evento organizzato a Fontanelle, quartiere di Agrigento, Saragallo. Torna quest'anno, dopo il successo dell'anno scorso, il villaggio di Babbo Natale a Fontanelle, l'evento natalizio per bambini organizzato e realizzato dal comitato di quartiere Fontanelle Insieme in sinergia con la parrocchia San Nicola. Un percorso con tanti laboratori di manualità, cucina e di scrittura della letterina Babbo Natale, ma anche canti, balli e una piccola scenetta al termine della quale i bambini hanno potuto conoscere e fare una foto con Santa Claus. Ci troviamo oggi qui tutti gli elfi riuniti per portare nuovamente anche quest'anno quella che è la magia del Natale a tutti i bambini, ma sicuramente alle famiglie. E oggi infatti riceveremo tantissimi bambini che saranno accolti nel nostro grande villaggio per i loro laboratori, per il loro momento di gioia, per i balli, per un grande musical, per tutto quello che insieme tutti gli elfi del villaggio di Fontanelle hanno realizzato, mettendogli anima e grande passione. Com'è questo villaggio di Babbo Natale? Bellissimo. Ti stai divertendo? Sì. E che cosa hai fatto finora? Ho fatto la renna, ho scritto la letterina a Babbo Natale. E che cosa hai chiesto a Babbo Natale? Un ciondolo. Cosa ti piacerebbe per questo Natale? Un Lego. Ti stai divertendo? Sì. Ma ho visto che hai consegnato la lettera di Babbo Natale, si può sapere che cosa gli hai chiesto? Io ho chiesto la nuova casa delle Barbie. E poi? Che tutti i bimbi siano buoni. Ad Agrigento domani, martedì 17 dicembre, in via Atenea 1 a Porta di Ponte, alle ore 16, l'associazione Tomasi Ollus, coordinata da Vito Scilabra in collaborazione con Creazioni Ninù, a conclusione del laboratorio Impara l'arte del riciclo e trasformala in un mestiere, che ha coinvolto gli ospiti dello SPRAR richiedenti asilo, donerà i presepi natalizi realizzati dall'associazione AIDO in segno di scambio con la comunità locale. Dopo il furto di diversi pezzi del presepe davanti la chiesa della Madonna della Provvidenza di Aragona, residenti su iniziativa di Carmelo Sciortino hanno ricostruito tutta la natività. Vediamo. Tra la notte del martedì e il mercoledì 11 dicembre è stato commesso un vile gesto qui davanti alla chiesa della Provvidenza, dopo che durante la festività dell'Immacolata alcuni residenti hanno deciso di costruire un presepe per animare questa zona. Purtroppo l'inciviltà oggigiorno regna ormai sovrana e tutti ci siamo mobilitati per ricostruire questo gesto, che non solo è un gesto religioso ma anche un gesto sociale, un gesto comunitario, per poter dare una smossa a questa città che ormai da tempo soffre a causa di spopolamento comunale, e speriamo che questo sia un gesto che possa riaprire e riportare nuova vitalità all'interno della nostra cara Aragona. Purtroppo si è verificato un fatto increscioso, triste, brutto, che qualcuno di notte ha sottratto la statua di San Giuseppe e un remaggio. Sono oggetti che non hanno un valore materiale particolare, ma hanno un valore religioso e anche affettivo. E oggi, questa sera, oggi sabato, con il sindaco, con le altre autorità, con una buona rappresentanza del quartiere, abbiamo inaugurato il presepe dopo aver completato, ricollocato i personaggi mancanti. Questo per dire: le cose tristi ci dispiacciono, ma noi non ci arrendiamo, non ci fermiamo, queste cose non possono bloccare il cammino di una comunità, e quindi è un bel segno che è stato fatto questa sera, per dire si va avanti, che possa essere stupidità, che possa essere ignoranza, che possa essere qualsiasi altra cosa, certamente quello che hanno fatto è, diciamolo inqualificabile, ma la gente ha reagito, la gente ha voluto ricreare di nuovo il presepe, e ora siamo qui perché il clima natalizio non venga disturbato, e sono questi segni che favoriscono a creare quel clima
piacevole che ogni anno il Natale ci regala. Ahimè, l'unica nota scionata è il fatto che hanno rubato 2 immagini sacre di questo presepe, cosa che dispiace tantissimo sia all'amministrazione comunale che a tutta la comunità, e faccio un appello a chi ha fatto questo gesto di redimersi, ecco, e nell'anonimato di riportare questi pastorelli di nuovo qua al presepe, non tanto per il valore economico, ma per il valore religioso e spirituale che questi hanno, e che sono convinto che un gesto del genere possa anche tranquillizzare l'animo di chi ha fatto questo gesto. Quindi prego affinché questa persona abbia il coraggio e il dovere morale verso i cittadini e verso Dio di riportare questi pastorelli. Cerimonia di consegna della quinta edizione del premio Carchinos, il prestigioso riconoscimento per le eccellenze agrigentine che si sono distinte in vari ambiti. Il servizio di Sara Gallo. Il premio Carchinos è il riconoscimento tutto agrigentino che viene conferito ad agrigentini di nascita e di fatto che si distinguono per il loro operato sociale, culturale, artistico e professionale. È giunta la sua quarta edizione. Una vera e propria kermesse presentata da Elettra Curto, caratterizzata dalla spettacolarizzazione con pezzi musicali e teatrali e di grande riflessione per i presenti grazie all'autorevolezza morale dei suoi stessi protagonisti. A ricevere il premio 2019 sono stati la comunità missionaria Porta Aperta nell'ambito della solidarietà per il loro servizio alla mensa dei poveri. Il premio all'imprenditoria è stato conferito alla Fondaria Virgadamo, Fulvio Scichilone all'innovazione, Giugiu Gramaglia per la categoria arte e spettacolo, per il turismo a Pierfilippo Spoto, per la musica a Francesco Buzzurro, al professor Alfredo Butera per la categoria medicina. Il premio speciale invece è stato conferito al generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano per essersi distinto in campo militare, conseguendo prestigiosi risultati grazie all'encomiabile dedizione, abnegazione, coraggio e onore con cui ha sempre servito lo Stato per la salvaguardia della sicurezza nazionale. E sempre alla legalità, tema rilevante di questa edizione 2019, è stata conferita una menzione speciale al comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino. Ed altre menzioni speciali sono state conferite al Coro Magnificat, alla dottoressa Silvia Nocera ed al laboratorio gastronomico Taibi di Castrofilippo. Un resoconto di quest'anno. Ma estremamente felice, il premio Carchinos ormai è un appuntamento consolidato nella città di Agrigento, tant'è che ci arrivano tante segnalazioni ogni anno. Noi non facciamo altro che assemblare tutte queste e sottoporle a una giuria di qualità che sceglie veramente il meglio, che nonostante tutto riesce a offrire, a produrre la nostra città. Quindi bilancio, tu mi chiedi un bilancio estremamente positivo. Generale, quest'anno il premio Carchinos diciamo che ha puntato molto sulla legalità. A chi dedica il suo premio speciale? Lo dedico a tutti coloro che nell'ambito della legalità, ma nell'ambito della sicurezza e stabilità, operano giornalmente in cielo, in mare, in terra, tutto il personale della difesa, sia in Italia ma anche all'estero. Una situazione come oggi, una bellissima giornata come oggi, è anche possibile grazie al contributo alla stabilità e alla sicurezza che dà il comparto difesa integrato con altri dicasteri nazionali. Un premio molto importante, che cosa rappresenta per la vostra comunità? Per noi rappresenta un incentivo ad andare avanti, ad andare sempre con il vento in poppa, e a prendere il largo nel nome di Cristo e a non scoraggiarci mai davanti a nessuna difficoltà. Lei è un artista di fama nazionale e internazionale, ma che cosa si prova a essere premiati nella propria terra? Si prova una grande gioia, una grande soddisfazione, ci vorrebbero tanti momenti come questo perché il coinvolgimento emotivo è veramente forte, però la cosa che più mi piace è riuscire a portare il messaggio alla mia cittadinanza, ai ragazzi che comunque si interessano alla musica, che senza il sacrificio non ci sono risultati, nessuno nella vita regala niente e se dei risultati arrivano e se uno raccoglie quello che ha seminato è dovuto soltanto al sacrificio personale, al sacrificio della famiglia e a tante ore spese per lo studio, perché credo che già nell'atto stesso di studiare, di approfondire il proprio strumento ci sia già una prima soddisfazione, un primo ritorno che lo strumento stesso ti dà, che ti dà quotidianamente. Ricevere un premio della caratura del premio Carchinos fa sempre onore ed è sempre un motivo di orgoglio.
Io sono grato alla giuria che mi ha onorato di questo premio e devo ringraziare la mia famiglia perché mi supporta e mi sopporta. E poi devo dire sempre grazie a chi mi segue. È stata una grandissima soddisfazione ed è con grande sorpresa, quando ho ricevuto la chiamata è stata davvero un'emozione grandissima. È stata una bella sensazione, è stato anche bello e io spero che in realtà questo, tra virgolette, molte virgolette, esempio di me che ho scelto di vivere e rimanere a vivere ad Agrigento possa ispirare in un certo modo anche persone che magari vogliono tornare, devono avere la forza di trovare un po' l'inventiva o comunque anche la perseveranza per riuscire a tornare a casa o per riuscire a rimanere nella propria terra. Partecipata iniziativa sabato scorso al Teatro Pirandello di Agrigento, organizzata dal Lions Club Valle dei Templici, il servizio di Margherita Trupiano, che è stata anche la conduttrice della serata. Vediamo. Anime che si chiamano, partecipata ed emozionante serata organizzata da Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Mariella Antinoro, sabato al Teatro Pirandello di Agrigento. Solidarietà e legalità al centro del messaggio della Presidente, che ha spiegato che il ricavato della vendita dei biglietti servirà ad acquistare vaccini per i bambini svantaggiati. Nel corso della serata è intervenuto il segretario distrettuale Gaetano Salemi, che ha portato il saluto del governatore. Poi Gioacchino Cimino, rappresentante distrettuale del servizio cani guida del Lions, ha sottolineato come il club svolga l'importante ruolo finalizzato ad addestrare e donare cani guida ai non vedenti. Presente il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Sollecitato dalla conduttrice sul tema è intervenuto Francesco Pira, docente di giornalismo dell'Università di Messina e direttore della rivista distrettuale, nonché responsabile della comunicazione Lions, che ha illustrato come dialogare con i giovani sul tema della legalità utilizzando i loro strumenti comunicativi e i loro codici. Toccante la successiva testimonianza di Vincenzo Agostino, padre del poliziotto ucciso insieme alla moglie incinta dalla mafia dopo aver sventato l'attentato alla villa di Adaura del giudice Falcone. Poi la rappresentazione teatrale dell'Associazione Arcobaleno, scritta e diretta da Antonella Monreale, in cui 14 anime innocenti uccise perché credevano che una società più giusta potesse fondarsi sulla legalità e la giustizia, hanno emozionato la platea, che ha risposto con lunghi applausi. Le anime, che si sono mosse con costumi e scenografia di Lea Gebbia, sono state impersonate da Anna Maria Bennardo, Angelita Butera, Simona Carisi, Teresa Cinque, Lia Cipolla, Giovanna Dominici, Susin Delicato, Giovanna Messina, Zaira Picone, Laura Pompeo, Giusy Urso, Francesca Vella, Gabriele Vitello e Gabriele Puma. Il gruppo musicale era capitanato da Antonio Zarcone. Presenti numerose rappresentanze provenienti dalle scuole e anche i genitori del piccolo Stefano Pompeo, ucciso dalla mafia. Giovedì prossimo 19 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Pirandello di Agrigento sarà in scena Pippo Franco, protagonista dello spettacolo Che fine ha fatto l'uomo. Si tratta di una commedia artistica e musicale caratterizzata dall'ironia sottile, acuta e dall'intelligenza di Pippo Franco attraverso un viaggio dell'essere umano, delle radici ad oggi, che diventerà e indurrà anche a riflettere. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. L'europarlamentare Annalisa Tardino traccia un bilancio dei suoi primi mesi di attività anche a favore della sua città natale, Licata. Sentiamo. Onorevole Tardino, l'anno sta per volgere al termine, quindi facendo un resoconto, lei ha portato diverse volte i problemi della Sicilia nelle aule del Parlamento europeo e pochi giorni fa, tra l'altro, lo ha fatto affrontando anche le problematiche che stanno colpendo Licata dopo il forte maltempo. Sì, ho parlato di Licata proprio in seno alla plenaria di Strasburgo e lo avevo già chiedendo alle istituzioni europee di essere più vicine ai cittadini e di procedere con urgenza per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Lo avevo già fatto nell'immediatezza dei fatti presentando un'interrogazione parlamentare, ma ho anche chiesto al di fuori
delle istituzioni europee e quindi in seno alle altre istituzioni più vicine ai nostri cittadini, di occuparsi una volta per tutte di quelle che sono le problematiche strutturali, perché sappiamo bene che l'allagamento di certe zone a Licata, la Playa, il Fondachello, Piazza Gondar e tutta la parte centrale è un problema che riguarda un problema strutturale che va definitivamente affrontato, quindi ritengo che sia doveroso che tutte le istituzioni collaborino in maniera proficua per la risoluzione di questi problemi. Onorevole, siamo tra l'altro in prossimità del Natale, come ben si sa è tempo di regali, ma che dono lei intende fare ai suoi concittadini licatesi? Sì, allora il dono io in realtà l'ho fatto, anche se ancora non è stato pubblicizzato, e questa forse è l'occasione giusta per dirlo. Io ho regalato 10 divise ai volontari della Protezione Civile. In occasione di questi danni mi è stato avanzata la problematica dell'assenza proprio di strumenti e in accordo con i volontari ho predisposto già una donazione per l'acquisto di 10 divise. Ci sarà un evento di consegna del quale vi darò informazione. Quali sono le funzioni che lei svolge nell'ambito del Parlamento europeo e soprattutto quali spinte propositive sta avendo la Sicilia attraverso il suo operato? Quindi lei sta toccando tra l'altro punti molto delicati come l'immigrazione, la pesca. Sì, allora il mio ruolo è quello io sono un parlamentare europeo, chiaramente non posso incidere su quella che è l'amministrazione della città o delle cittadine siciliane, ma posso incidere per far valere quelle che sono le nostre esigenze in seno all'Europa, per far sì che la normativa dettata dall'Europa tenga conto delle nostre esigenze. Un esempio fondamentale per il quale peraltro dal primo momento mi sono battuta è quello della restrizione del canale di Sicilia. È chiaro che il canale di Sicilia è stato ristretto, inibito a una determinata tipologia di pesca in un'ottica generalizzata della gestione pesca a livello europeo. Se mai nessuno porta le esigenze delle nostre marinerie in Europa, è chiaro che l'Europa non darà conto di quelli che sono i nostri problemi. Questo è il mio compito, quello di rappresentare a livello europeo la Sicilia e la Sardegna, le nostre isole e il nostro territorio, Licata in primis. Chiaro, ripeto, che non posso sostituirmi all'amministrazione, ma ho già manifestato al sindaco, per esempio, così come agli altri sindaci della Sicilia, la mia estrema collaborazione e volontà di collaborare nell'interesse dei cittadini. Il sindaco di Licata sa in maniera pubblica e anche privata, in ragione dei buoni rapporti che mi piace coltivare, che ci sono e che per quelle che sono le mie competenze sono a completa disposizione e l'ho anche già dimostrato. Sono stati dei mesi parecchio intensi perché, come ho già detto poc'anzi, diversi sono i problemi che abbiamo affrontato. In primo luogo, per esempio, la problematica dei pescatori, ma anche la gestione dei flussi migratori. Io sono in Commissione Libe che si occupa appunto di affari interni, protezione dei diritti civili. È una commissione molto importante e, per esempio, per quel che ci riguarda più da vicino, riguarda proprio la gestione dei flussi migratori che tocca Licata e la Sicilia, la costa sud della Sicilia, in maniera preponderante. Calcio eccellenza, l'Acragas vince la partita contro la capolista, il Dattilo, al 92esimo. Vediamo. Nei minuti di recupero, in 9 contro 9, l'Acragas batte un calcio d'angolo con l'ala. Il pallone spiove in aria, salta di testa Mannina, che va a gonfiare la rete tra l'entusiasmo degli oltre 1000 spettatori assiepati sulle tribune del Seneto. È il gol vittoria che consegna 3 punti importantissimi alla compagine dei Templi, che adesso si ritrova ad appena 2 punti dalla vetta. Sino a quel momento, per tutti i 90 minuti, c'era stata gran battaglia, con pochissime azioni da rete da ambo le parti. Gara combattuta, molto tattica, spigolosa al limite del regolamento, che ha visto l'arbitro tirare fuori ben 4 volte il cartellino rosso. E la posta in pallia era molto alta, ha visto i 22 giocatori in campo lottare su ogni pallone, senza tuttavia riuscire a impensierire i rispettivi guardiapali.
Al 17° Paterniti riesce a respingere in angolo una conclusione ravvicinata dell'attaccante trapanese Testa. Al 24° invece una gomitata a gioco fermo di De Luca ai danni di Biancola, che è stata vista dal guardalinee, il quale informa subito l'arbitro. È rosso diretto ed il Dattilo rimane in inferiorità numerica. Al 37° si pareggiano i conti in campo. Cipolla cerca di entrare in area avversaria, travolge un avversario, ma per l'arbitro è un fallo che va punito pesantemente. Anche per il difensore acragantino è rosso diretto. Non succederà più nulla sino alla fine del primo tempo. La gara si fa dura, dapprima nel secondo tempo viene espulso Biondo per un'entrata giudicata estremamente pericolosa, poi sarà la volta di Marco Fina a guadagnare anzitempo la via degli spogliatoi. Le due squadre numericamente pareggiano i conti, si allungano sul rettangolo di gioco nel tentativo di vincere la gara. Ma a spingere di più è proprio l'Acregas. Raggiunto il 90°, vengono concessi 5 minuti di recupero. In un tentativo d'attacco la compagine dei Templi guadagna un calcio d'angolo, batte come poc'anzi descritto l'ala, salta il giovane Mannina che insacca di testa. E la rete della vittoria, il ritorno della squadra biancazzurra dentro gli spogliatoi è un trionfo biancazzurro. Domenica prossima si gioca fuori casa con il Don Carlo Misilmeri, senza Cipolla e senza Biondo. È stata una vittoria sudata, arrivata proprio nei minuti finali, proprio in pieno recupero. Però onestamente dobbiamo dire una cosa, è stata una gara sofferta, un po' tra virgolette danneggiata anche dall'arbitro, perché questa partita meritava che terminasse proprio a parità numerica. Mi sembra che nelle 4 espulsioni sia stato un po' troppo frettoloso a tirare fuori il rosso. Comunque secondo me questa è una vittoria della città di Agrigento, hanno vinto i tifosi, perché secondo me anche loro hanno spinto la palla in rete, indubbiamente. Secondo me, io ci credo, ci ha messo pure lo Zampino Sancaloce, io ci credo questa cosa. Quindi il fatto che abbia segnato un agrigentino non è un caso, ha segnato Mannina, che è un agrigentino doc, quindi tutte queste componenti mi fanno pensare a questo. Noi avendo qualcuno da lassù che ci protegge, diciamo oggi abbiamo avuto questa marcia in più. D'altra parte, come dire, abbiamo colpito il Dattilo con le stesse armi con le quali il Dattilo ha vinto alcune partite. E poi un plauso a Mister Bullo che ha letto bene la partita, la squadra comunque non si è scomposta, ha saputo soffrire nei momenti difficili. Era una partita ad alta tensione, loro hanno cercato di metterla sulla cattiveria agonistica, quasi sulla rissa, perché era la loro arma migliore. Ogni tanto ci hanno punzecchiato, ma abbiamo giocato con la prima in classifica, non abbiamo giocato contro l'ultima, quindi ci poteva pure stare. In alcuni frangenti siamo stati in superiorità numerica, in altri in inferiorità. Alla fine quello che conta è Agras e batte l'altro 1-0, poi tutto il resto se lo porta via il vento. Siamo a 2 punti, era quello che volevamo, adesso più che mai siamo lanciati a colmare quest'ultimo gap che ci separa dal Dattilo, e sono convinto che con questa spinta emotiva che dà questa vittoria a noi, società, al gruppo, alla città, alla tifoseria, penso che alla fine abbiamo buone carte per poter raggiungere l'obiettivo prefissato. Ultima settimana di mercato, pensate di operare, di portare qualcuno? Guarda, ci sono delle trattative avviate per rinforzare ulteriormente la squadra, però sempre il problema è quello, dobbiamo avere la certezza che il giocatore che noi cerchiamo venga liberato dalla società. Abbiamo sbagliato dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'impostazione, dell'agonismo, siamo andati un po' oltre, tanto è vero che l'arbitro non ha avuto probabilmente la forza di mantenere un attimino anche lui, e non era facile sicuramente, la calma, e sono state 4 espulsioni, che era una partita che meritava, secondo me, io parlo sempre dal punto di vista personale, dal mio punto di vista, meritava un finale diverso dal punto di vista anche del gioco, perché sono 2 squadre che potenzialmente potevano giocare, vero, loro giocavano più con calci lunghi, noi giocavamo un po' più compassati, con più manovra, però sono 2 modi di vedere onestissimi tutti e 2, quindi non c'è niente
obiettare su questo. L'unica cosa che veramente mi dispiace è che qualcuno si è fatto male e qualcuno è dovuto andare, ha finito la gara prima. E per due squadre che sono prima e seconda classifica, secondo me mi sarei aspettato, per godere di più, un finale più aperto, più bello, insomma, più calcistico che folcloristico. Con la sconfitta all'Esseneto contro l'Akragas, il Dattilo riduce a 2 i punti di distacco dall'immediata inseguitrice. Si rimette in gioco il Canicattì che, vincendo a son di reti con il Cussi Palermo, si porta a 5 lunghezze dallo stesso Dattilo. Le reti biancorosse portano la firma di Iezzi, una doppietta, Caronia e Greco. Non va oltre il pari interno la Pro Favara con il rinnovato oratorio Marineo, mentre lo Sporting Vallone non va oltre il pari con il Forte Castellammare. Vittoria esterna della San Cataldese che passa ad Alcamo grazie alla rete di Montalbano in piena zona recupero. Nel girone A di promozione continua la scalata del Casteltermini, che ottiene la 10ª vittoria di fila grazie al solito Stefano Piazza. Non molla di 1 millimetro l'Unitas Sciacca che passa a San Vito Lo Capo grazie alla rete di Coco. Insiste la Folgore che regola 2-0 l'Empedoclina, mentre l'Albatros Lercara ha sbangato il campo della Gattopardo per 0-1. Rimane critica la posizione del Camarat di Renato Maggio, ferma a quota 11, mentre deve reagire presto la Gattopardo se vuole risalire la china. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento vince contro Tortona e conquista il pass per la Coppa Italia. I biancazzurri si sono imposti con il punteggio di 74-63. Vediamo. Però ci tenevo che fossero presenti loro, sono il mio staff, li conoscete tutti, a nome di tutti quelli che lavorano e che non sono presenti qui adesso attorno alla squadra. È vero che siamo a metà, c'è tantissimo da fare, è vero che comunque oggi un piccolo traguardo l'abbiamo raggiunto, siamo tutti felici per questo. Ringrazio e dedico questa vittoria alla mia società, al presidente Moncada, al direttore sportivo Maier, e ringrazio tantissimo il mio staff perché dal primo giorno stanno veramente lavorando tantissimo d'equipe, ogni giorno proviamo a mettere qualcosa in più, abbiamo fatto tanti errori, ma con umiltà ci ritroviamo, cerchiamo di analizzare gli errori fatti e proviamo ogni volta, ogni giorno a dare qualcosina in più alla nostra squadra. Quindi do la parola a Giovanazzo e vi saluto. Buonasera. Il gruppo che ha creato Coach Cagnardi e che abbiamo creato anche noi nel nostro piccolo sia il risultato di questa vittoria, di questo primo traguardo che abbiamo raggiunto, perché a inizio anno non potevamo neanche immaginare di essere al secondo posto al Giro di Boa, però col lavoro di Davis, col lavoro nostro di staff siamo riusciti a trovare un grande gruppo. I ragazzi remano tutti dalla stessa parte, sono un grandissimo gruppo che veramente non ha mollato di un secondo dal 15 di agosto quando ci siamo trovati ad oggi e sono straconvinto che non mollerà mai. Infatti stasera festeggeremo, domani saremo felicissimi, ma già martedì penseremo alla trasferta di Casale Monferrato, che deve essere un altro step in più nel nostro campionato. Io l'unica cosa che voglio dire è questa: ci stiamo ritrovando con una squadra come se fossi tornato indietro di 10 anni, quando abbiamo fatto la finale con Torino. E c'era il gruppo così coeso di ragazzi che stanno bene insieme, con la gioia di stare insieme. Questa è la cosa più importante di questa squadra, un gruppo granitico che sta insieme non perché devono stare insieme per allenarsi, ma perché stanno insieme perché si vogliono veramente bene, e questa è la cosa più importante per una squadra. Poi il resto viene da sé, quindi i meriti sono di tutti. Dando la chiave è che il campionato è ancora lungo. Noi il nostro unico obiettivo è lavorare ogni giorno come stiamo facendo adesso e ogni partita affrontarla come se fosse l'ultima. Poi il campionato, come vedete, è una classifica dove con una sconfitta o 2 sconfitte si può rischiare di nuovo di scendere giù e quindi non ci pensiamo tanto. Noi pensiamo, intanto abbiamo raggiunto questo obiettivo, che non era facile, perché con l'ultima giornata di campionato con Tortona, come dici tu, era una squadra tra le più attrezzate, che ha vinto anche la Supercoppa. E poi martedì ritorniamo a allenarci, ci prepariamo alla prima di ritorno, che sarà a Casale, che sarà una partita
difficilissima, perché Casale è un campo difficile, la squadra allenata bene, squadra tosta, e personalmente non dobbiamo cominciare a pensare ad altro, dobbiamo pensare a lavorare duro come abbiamo fatto finora e ancora meglio. Fuori casa si vede anche nel campionato, tutte le squadre fanno fatica fuori casa. Forse Biella è l'unica che ha raggiunto un po' più di risultati, ha avuto un po' più di risultati in trasferta, non per niente è prima in campionato ed è prima dall'inizio del campionato, quindi in trasferta purtroppo ci sono sempre campi caldi, ci sono trasferte lunghe, non è mai facile impattare bene la partita. In più il nostro è un gruppo giovane che sta lavorando tanto anche per migliorare in questo, perché ripeto, anche in trasferta, anche se magari ogni tanto non sono arrivate delle prestazioni eccezionali, però noi che li vediamo ogni giorno vediamo che in trasferta ogni volta c'è stato un piccolo passo in avanti rispetto alle altre partite, quindi poi si può vincere o si perdere perché il fattore campo è importante da tutte le parti, però i passi in avanti ci sono sicuramente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.